Qui la stessa cosa in California tanti anni fa, e si vede qui proprio le due righe rappresentano uno il tasso di estrazione di idrocarburi e l'altro invece il tasso di subsidenza indotta, quindi vanno di pari passo, aumenta l'estrazione di petrolio, aumenta l'abbassamento del suolo. E tant'è vero che lì c'è quella foto lì dell'idrante che è rimasto in alto mentre invece la terra si è totalmente abbassata. Qui ancora, questo qui invece in Louisiana, dove a causa delle estrazioni di questo petrolio e di gas, la terra si è così abbassata che questo signore 100 anni fa aveva una casa in i suoi antenati 100 anni fa avevano una casa in quel posto dove lui sta adesso, quindi c'è stato questo abbassamento del terreno e il susseguente allagamento da parte del mare che è insomma subentrato. E questo qui è il capo del servizio geologico statunitense che disse questo: per decenni i geologi pensavano che i depositi di petrolio erano troppo complessi affinché le tribolazioni avessero qualsiasi tipo di impatto sulla superficie. Ma quello che posso dirvi io, cioè questo capo del USGS, che è una specie di NGV americano, è che la maggior parte della pelle di terra qui a New Orleans è stata causata dalla subsidenza indotta dalle stazioni di gas e di metano. Quindi l'ha detto questo capo appunto del servizio geologico statunitense. Anche in Italia abbiamo problemi di subsidenza, soprattutto nelle ravennate, e questo qui era un eccellente studioso, un ingegnere di Padova, si chiama Mario Zamboni, è morto qualche anno fa, ha lasciato scritto delle cose veramente affascinanti per la loro semplicità e chiarezza. E lui ha osservato che a Ravenna c'erano moltissimi capisaldi, cioè degli oggetti che potevano essere utilizzati come punto di riferimento, e nota che nel 1956, cioè dall'anno in cui iniziarono a fare estrazioni di metano su grande scala, tutti questi capisaldi, questi oggetti hanno iniziato ad abbassarsi, e fece poi degli studi e trovò che, dice qui, facendo delle curve di uguale abbassamento di questi capisaldi, si sono individuate curve che si chiudono attorno ai gruppi di pozzi dell'Agip dei giacimenti in terraferma, quindi identificò la sorgente di questa subsidenza proprio nei pozzi metalliferi dell'Agip. E una delle conseguenze di questo abbassamento del territorio fu anche una moria inaspettata di peschi, perché che cosa successe lì a Ravenna? Che il terreno si abbassò, ci furono tutta una serie di squilibri delle acque, delle falde sotterranee, e tutto questo causò l'ingresso di acque saline nel sottosuolo, nelle radici delle piante, che andarono poi a seccarsi. E quindi quello che si vede lì, le palline nere sono i pozzi, e invece i zigzag, quelle linee tratteggiate, sono appunto le pesche, gli alberi di pesca che sono morti in seguito appunto a queste estrazioni metallifere. E qui insomma lo diceva chiaramente che la moria raggiungeva anche il 100% delle piante dove gli abbassamenti erano massimi, e diceva che mi fu facile concludere che nel territorio delle ravennate esisteva una correlazione tra lo sfruttamento del metano e l'abbassamento del suolo, ed esisteva pure una correlazione tra l'abbassamento del suolo e la moria dei peschi. Quindi aveva messo veramente in correlazione l'abbassarsi della terra e appunto la moria di queste pesche alle estrazioni di metano. Ecco, qui ancora un po' di immagine sempre delle ravennate. All'inizio le linee nere che si vedono rappresentano il tasso di subsidenza. All'inizio le curve sono dolci, ma la tendenza è bassa perché appunto era la subsidenza naturale, e poi a un certo punto iniziano a fare queste operazioni di estrazione di metano in quella zona, e appunto c'è questo abbassamento drammatico appunto dovuto a questa subsidenza indotta. E qui c'è anche uno studio dell'ENI dove loro stessi affermano in maniera chiara che la causa di questa subsidenza è da imporsi in parte alle estrazioni di metano da loro stessi eseguita. E la cosa interessante che dicono è che la subsidenza continua anche dopo che le estrazioni vengono fermate, e questo perché, come per tutti i processi geologici, una volta che tu qualcosa nel sottosuolo lo inneschi, poi dopo non lo controlli più, anche se tu ti fermi, il processo poi va avanti per i fatti suoi, perché ha una vita, una storia propria. Quindi questo qui lo dice chiaramente anche Leni. E qui appunto un altro studio dove mostra che a Ravenna il tasso di subsidenza indotta è di 50 volte superiore rispetto al tasso naturale di abbassamento del terreno. E la cosa interessante
interessante è che questa sufficienza indotta è dovuta sia alle estrazioni di metano che alle estrazioni di acqua per usi, diciamo così, civili, ma la cosa interessante è che da vari anni a Ravenna è vietato nella provincia di fare pozzi artesiani, quindi la gente normale non può fare il pozzo, però Legni può continuare a farsi pozzi di metano, no? Quindi la democrazia è rincontrata. Direi di sì. Io staccherei qua. Io stacco. Comunque questo è il nostro modo di fare. Ci fu anche un processo a Ravenna per questa subsidenza indotta, per gli smottamenti e per gli allagamenti della zona, si parlò di delitti contro la pubblica incolumità e ci furono anche il sequestro di vari pozzi, però alla fine tutto quanto fu archiviato. E questa è un'immagine di una chiesa di Ravenna dove appunto si vede questa subsidenza dell'allagamento della chiesa stessa. Ecco, e quindi siamo arrivati quasi alla fine. E qui bisogna andare avanti come fanno tutte queste cose. Allora, uno va a vedere, non ho guardato molti tassi di inquinanti, però per esempio, visto che si parlava tanto di diossina di Taranto in questi giorni in Italia, in questi mesi, no? Il tasso per la diossina, l'Unione Europea dice che il meglio che si può fare è 0,4 nanogrammi per metro cubo come inquinamento tollerabile. In Italia noi per legge diciamo che è accettabile un inquinamento anche di 10.000 nanogrammi per metro cubo, quindi si capisce che c'è veramente un dislivello. Il famoso idrogeno solfatato di cui parlavamo prima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che per un livello di vita insomma, salutare, buono eccetera, il valore massimo di idrogeno solfatato tollerabile nell'atmosfera è di 0,005 parti per milione. Negli Stati Uniti, per fare così un raffronto, gli stati, ciascuno Stato decide per sé, però in Massachusetts hanno messo uno 0 in più, 0,0006 parti per milione. In Italia, se tu sei un non petroliere, puoi arrivare a 5 ppm, ma se tu sei un petroliere per processo Krauss, quello di cui abbiamo fatto vedere prima, no? Con tutte quelle emissioni di H2S, puoi arrivare anche quasi a 30 parti per milione. E anche qua si capisce che fra 30 e 0,005 c'è un abisso e i polmoni degli italiani non sono diversi da quelli degli altri, quindi se fa male agli altri fa male anche a noi, quindi è un altro motivo in più per non fare queste cose sul nostro territorio. Anche qua, le distanze dalla costa, i norvegesi mettono i loro pozzi a grande distanza rispetto alla costa, e qui c'è invece gli Stati Uniti dove lungo tutta la fascia atlantica e pacifica c'è il divieto di trivellare a 160 km da riva. L'unico posto in cui si può fare estrazione di petrolio nei mari americani è il Golfo del Messico e si vede quella parte verde che si vede in basso, e però loro se ne prendono tutte le conseguenze a questo associato, no? Perché hanno così scelto e si sono beccati pure lo scoppio nel Golfo del Messico. Negli altri stati, per proteggere turismo, ambiente, pesca, popolazione, qualità di vita, c'è appunto questo divieto alle trivelle. E qui appunto in Florida il divieto diventa addirittura di 200 km da riva, e lo dicono chiaramente che gli scarichi di routine di sostanze chimiche come bario e arsenico introdurrebbero quantità significative di contaminanti in queste acque pristine, e quindi tutti i progetti petroliferi rivengono sempre rimandati al mittente. In Italia invece fino al 2010 non esisteva molta regolamentazione in materia, tanto è vero che se vi ricordate quella mappa che ho fatto vedere Manuela con la concessione arrivava fino al sottocosta la concessione, e questo infatti era invece quello che si poteva fare in Abruzzo, dove si vede là la piattaforma a 2 km da riva da un'altra riserva naturale, quindi è veramente qualcosa di folle. E i limiti nazionali sono arrivati per il mare solamente nel 2010, dove si mise una fascia di rispetto di 9 km. Adesso questo fu la Prestigiacomo che lo fece, però quello che poi è successo è che col decreto Monti Pastora questa legge è stata superata da un nuovo decreto che aumenta la fascia di protezione da porta circa 20 km, mi sembra qualcosa di buono, però vale solamente per le concessioni future. Quelle passate invece valgono i valori precedenti, e siccome le concessioni future ce ne sono molto poche, perché tutte le concessioni sono state già date, comunque i leader sono già iniziati, è evidente che questa nuova legge non serve assolutamente a niente. Ecco. Ora, veramente siamo quasi alla fine, un po' di pazienza, e allora sono anche a vedere, no? Il governo italiano cosa dice ai cittadini? Non dice quasi niente, tutti i siti governativi dicono sempre tutto a posto, non succede niente, un po' di inquinamento non fa niente, così qua. Invece il governo norvegese manda queste parole e le manda su internet, ma non soltanto in norvegese, ma pure in inglese, così le possono capire tutti. E dice così,
che le attività petrolifere generano grandi emissioni di inquinanti all'aria, all'acqua e al fondale marino. Gli inquinanti sono invece a tutti gli stadi dell'operazione petrolifera, non è possibile operare efficientemente per l'industria del gas e del petrolio senza utilizzare grandi quantità di sostanze chimiche, e di queste le particelle più fini sono ampiamente disperse con le correnti oceaniche. Tracce di fluidi di perforazione sono stati trovati dal mare del nord fino alla città di Oslo, quindi per far capire quanto si sia impattato l'ambiente, sebbene che fosse la Norvegia. Ecco, quindi il nostro lavoro non dice niente, ma cosa dicono i petrolieri noi italiani? Allora, questa è una slide di una ditta dell'Irlanda che si chiama la Petroceltic, che dice questo: dice che l'Italia è un buon posto per fare business. In Italia ci sono termini fiscali favorevoli, che in Italia i termini fiscali non sono favorevoli per nessuno, ma per i petrolieri sì. Sono basse spese di ingresso, c'è un basso rischio politico, c'è una buona infrastruttura, la benzina costa caro, non c'è competizione, le licenze sono insignificanti dal punto di vista dei pagamenti, i programmi di lavoro sono a discrezione e le royalties sono basse. Quindi se uno deve trivellare, io non so quale migliore paese che l'Italia da questo punto di vista, perché abbiamo praticamente detto tutto. E questa è appunto la tabella dell'Economist, dove fa vedere queste royalties, e si vede che il governo libico trattiene fra tasse, royalties eccetera quasi il 90% degli introiti. In Indonesia pure l'80%, Russia quasi 80%, Norvegia quasi 80% e così via. In Italia in questo momento tratteniamo il 10% dei profitti in terraferma, il 4% in mare, e se uno estrae sotto di una certa quota si paga zero spaccato. E chi certifica quanto petrolio o gas è stato estratto è lo stesso ente estrattore, quindi io faccio l'autocertificazione in cui dico ho estratto X o Y, quindi no? Si può capire quanti giochini che possono esserci. Mentre invece appunto i norvegesi dicono che a causa degli straordinari profitti associati con l'industria del petrolio diamo a questa industria una tassa addizionale speciale del 50%, quindi è per questo che tutto insieme la Norvegia si piglia l'80% degli introiti da queste operazioni petrolifere. E allora chiedere, ma perché fanno tutto questo? Il petrolio fa schifo, è poco, non serve a noi italiani, perché fanno questo? La risposta è quella che diceva, è tutta speculazione, perché questo non lo dico oggi, il New York Times, il costo all'estrattore di un barile di petrolio è di $11 al barile, 11 costa per chi lo estrae in media. E se lo vende al mercato a 100, è evidente che c'è un margine di guadagno infinito, no? Lo compro 10, lo rivendo a 100, no, ci si guadagna, e quindi anche la schifezza che c'è in questo momento in Italia diventa appetibile. Lo vengono a fare adesso, non lo facevano 30 anni fa, perché adesso il petrolio sta alle stelle. 30 anni fa non era economicamente conveniente tirare fuori questa melma che abbiamo noi nel sottosuolo, così appunto impura e così bisognosa di vari tipi di trattamenti. Ecco, ultime slide sono dedicate alla Basilicata, perché appunto è questa regione che è stata già martoriata dalle trivelle e a cui il petrolio non ha portato assolutamente niente di buono. Ecco qua un po' di titoli di giornali del Corriere della Sera. Basilicata, il petrolio che non porta ricchezza. Con le royalties sognavamo di diventare ricchi come arabi e invece ci ritroviamo al posto 2 nella classifica della povertà. Non si sa quanto petrolio viene estratto, la Basilicata nel 2010 era la regione più povera di tutta l'Italia. La benzina costa più caro che altrove, non è vero che il prezzo della benzina è diminuito, costa di più che negli altri. Hanno avuto problemi di lavoro, hanno avuto tante promesse, portiamo qui lavoro, benessere, non è vero niente, i posti di lavoro sono pochi, la maggior parte dei posti viene manovrata dal Senato milanese, da lei direttamente lì a Milano, e ripeto, c'è moltissima emigrazione dei giovani che non trovano opportunità di lavoro nella loro regione di origine. E qui appunto ci sono dei parchi che erano nati come parchi, ma dove invece adesso sono tutti quanti riempiti da pozzi oleodotti e anche discariche illegali di materiale tossico. Ci sono qui falde millenarie, erano note anche da antichi romani e che adesso sono appunto non più potabili, e dice qui no, a causa molto probabilmente di sostanze pericolose derivanti dall'attività petrolifera. L'aria sa di petrolio, inquinamento in Val d'Agri, tecnici dell'elio sotto processo, e soprattutto hanno avuto anche molti danni all'agricoltura, perché appunto questi inquinanti, idrogeno solforato ed altre sostanze che si trasformano insomma in SO2 e vari altri composti sulfurei,
spesso anche danno origine a queste piogge acide che vanno a intaccare l'agricoltura, e qui hanno appunto avuto problemi di vario genere, problemi alle coltivazioni di vino, che tra l'altro già si sapeva dal 1978 che esporre vari tipi di piante, incluse le vigne, all'idrogeno solforato causava problemi nella crescita e nella qualità del vigneto. E poi appunto addirittura qui c'è l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno dove dice: uva e frutta maledorante in fuga dai terreni anneriti. Una volta a Viggiano c'erano le vigne che producevano uva e vino di qualità come i frutteti e le mele della Valdagri. Da quando si è incominciato a pompare oro nero dalle viscere della terra ci sono soltanto chicchi di uva oleosi e maledoranti e mele annerite. Quindi questo è un reportage della Gazzetta del Mezzogiorno. Addirittura trovano il petrolio dentro al miele per far vedere quanto diffuso è l'inquinamento, tant'è vero che ci hanno fatto anche un articolo sulla rivista scientifica di cibo dove appunto annunciano la scoperta di un componente del miele mai trovato prima, appunto di idrocarburi. E poi ancora altri articoli di terreni insomma abbandonati, fagioli e meleti che non sono più appunto praticabili. Ecco, e quindi siamo arrivati alla quasi ultimissima slide che si rilascia esattamente al discorso che faceva Manuela prima, e cioè che raccogliamo quello che seminiamo. Noi non possiamo pensare che avveleniamo il nostro ambiente, lo inquiniamo, lo maltrattiamo e che poi questo non abbia nessun tipo di conseguenza su noi stessi e soprattutto sui nostri figli, che sono quelli più vulnerabili e più delicati. Ed infatti in Italia, secondo un rapporto AIRTUM, Agenzia Italiana del Registro Tumori, abbiamo il doppio della mortalità infantile rispetto agli altri paesi dell'Europa. Abbiamo tumori in aumento per ogni tipo, colon, polmone, seno, prostata, tumori in aumento fra i bambini, su tutti i vari testate di giornale, aumento dei tumori dell'infanzia, sintomo dell'ambiente inquinato. Quindi no, è tutto quanto nelle nostre mani, siamo noi gli artefici del nostro dolore e delle nostre stesse angosce quando queste cose qui ci toccano direttamente. Quindi bisogna veramente salvaguardare l'ambiente, perché quello è difendere noi stessi dai problemi e dalle malattie. Ecco, che cosa fare? La gente mi chiede sempre questo: beh, ora che sappiamo tutto questo cosa si deve fare? Beh, la prima cosa si parte sempre da quello che stiamo facendo adesso, cioè l'informazione. Questa è una frase che venne pronunciata più di 100 anni fa da un signore che lottava contro il monopolio di Rockefeller negli Stati Uniti, e disse questo, che è vero ancora adesso dopo 100 anni. Il vero capitale dei monopolisti, delle multinazionali, è l'ignoranza della gente. Loro vogliono che noi pensiamo che quello porta lavoro, porta sviluppo, porta progresso, non inquina, tutto a posto, tutto perfetto, perché è soltanto così che possono andare avanti indisturbati. E invece quando noi che sappiamo che allora che siamo forti, che abbiamo argomenti da controbattere, li possiamo mettere il bastone fra le ruote. Quindi bisogna iniziare a diffondere conoscenza, a rendersi ciascuno di noi portatori di questo voglia di far sapere a tutti quanti che tutto questo è qualcosa di deleterio per le nostre comunità. Ecco, e poi appunto una volta che uno sa queste cose bisogna essere attivi, bisogna darsi da fare. Questo comitato di Eleonora con cui ho avuto a che fare in questi è bellissimo, perché non appena un'occasione per rompere le scatole ai propri politici, tutto l'entourage qui dei grandi potenti. Quindi bisogna avere il coraggio, ripeto, di fare le domande difficili, di esigere risposte, non avere paura, di esigere che le cose vengano fatte per noi cittadini e non per il benessere della Saras o dell'Eni o di chi per loro. Quindi mi fermo qua, vi ringrazio della pazienza e ringrazio anche tutte queste persone qui che mi hanno aiutato nel mettere insieme questa presentazione questa sera. Grazie a tutti.